Amici e amiche di Insieme, buonasera, bentrovati, grazie per questo applauso che io giro da Catania a tutti coloro i quali ci seguono in Sicilia, in Italia e nel resto del mondo. Buonasera a tutti e da stasera auguri di buon Natale, di buone feste e di buon anno nuovo a tutti voi, grazie. Eccoci qua, guardate anche stasera quanto entusiasmo ci accompagna qui al Teatro ABC. E allora mettetevi comodi voi che siete a casa, anche voi che ci seguite da lontano sul canale 926 di Sky, su questa emittente blu che ripete il nostro segnale con mezz'ora di differita, lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Adesso il segnale è stato aggiustato grazie ai nostri tecnici e quindi anche i siciliani e soprattutto loro che vivono lontani da questa meravigliosa terra possono seguire la nostra trasmissione. Noi li salutiamo tutti, speriamo che alcuni di loro torneranno in Sicilia per le feste, altrimenti vi arrivino i nostri più sinceri auguri. So che fa molto freddo in giro per il mondo, soprattutto nel centro dell'Europa, per cui facciamo una cosa. Siccome qui adesso è tornato un po' di calore e soprattutto ad Insieme di calore ce n'è tanto, l'applauso che vi chiedo serve a riscaldare le serate di quei siciliani che magari in questo momento sono in Finlandia, in Germania, dall'altra parte del mondo negli Stati Uniti e hanno un po' di freddo, in Belgio, in Francia. Un saluto a tutti, riscaldatevi con Insieme, grazie. Noi siamo pronti per cominciare. Ultime 3 puntate in diretta, oggi, domani e dopodomani. Poi giovedì il meglio di e durante le vacanze di Natale noi ci fermeremo, ma manderemo in onda col nostro regista Natale Zennaro e con la consulenza tecnica di Giovanni Nicolosi delle repliche dei meglio di per non lasciarvi mai da soli, soprattutto nel periodo delle feste natalizie. E nelle repliche vedrete anche in quei giorni i nostri 2 meravigliosi artisti dell'angolo musicale, vale a dire Marilisa Pino, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Marilisa. Salvo. E il nostro pianista magico, Lucio Nicolosi. Buonasera a tutti, ciao Salvo. Quando... È bello, però ormai è così, quando c'è Lucio passo io. Dimmi Marilisa, no, dimmi. dico addirittura magico. È il tocco magico, sai che c'è il magic touch. Tu hai la magic voice e lui ha il magic touch. Together fate il magic angolo musicale. Va bene. Musical core, come si dice angolo? Corner, ecco, musical corner. Bene, allora ci siamo, dicevo, saranno anche loro con noi nelle repliche di Natale e ovviamente ci sarà anche la mia compagna di viaggio di questa bella edizione 2010-2011, vale a dire Diletta Leotta, eccola! Buonasera, buonasera Diletta. Buonasera a tutti. Buon inizio di settimana anche a te. Grazie Salvo. Come stai? Bene. Tutto a posto? Sì, grazie. Stasera sono particolarmente felice. Perché? Sono venuti a trovarvi mia mamma e mio papà. Mia mamma viene a trovare sempre. Mio padre stasera, secondo me, non è venuto solo per me. Ma come però, mai? vabbè. Come fai a pensarlo? Perché pensi Non lo che so. tuo padre, che è Tu un che uomo, dici? no, che è un uomo, diciamo, che non ha più 18 anni, neanche 20, neanche 25, fino a 100 ci posso arrivare, signor Leotta, e non ha neanche 30 anni, come pensi che stasera non sia venuto per la sua bella bambina, ma per altri motivi magari legati ad un ospite, che un essere. con l'apostrofo, quindi ospite femminile? Può essere. Chi lo sa? Chi lo sa? Vabbè, d'accordo. Asbenda suo figlio, si dice, mia nonna diceva cresciti i figli, è così. Va. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a open sleigh. Oh, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Da stasera tutti i stacchetti natalizi, come è giusto che sia, grazie a Lucio e a Marilisa, quindi stiamo ormai entrando, ci siamo già dentro all'atmosfera natalizia, poi mi dirai cosa ti porterà Babbo Natale, visto che tu mi hai detto in camerino poc'anzi che credi a Babbo Natale, come è giusto che sia per tutte le bambine, anche Marilisa crede a Babbo Natale, quindi vedremo cosa vi porterà Babbo Natale. Intanto Babbo Natale a noi ci ha portato anche stasera tanti amici siciliani che vengono a seguirci da buona parte dell'isola, per esempio dalla provincia di Palermo, da un paese che si chiama Collesano, arrivano degli amici dell'associazione Consulta Anziani con
Tanti amici e amiche presenti, saluto il vostro sindaco Giambattista Meli e Collesano c'è presente. Prima di Toti e Totino, prima di Valeria Marini e prima ancora di Carlo Caneva, la cover band dei Pooh, questo gruppo storico che sarà dalle nostre parti il 18 di marzo, poi promozioneremo questa data e cercheremo di averli anche in trasmissione. Sono i Pensiero Band che ci regalano un primo momento dedicato appunto ai Pooh dal titolo Chi fermerà la musica? Ad insieme nessuno, perché ad insieme la musica e la comicità sono sempre protagonisti. Buon divertimento da insieme, Pensiero Band, vai! La musica dei Pooh è sempre coinvolgente. Pensiero Band, ci vediamo dopo per un altro brano. Allora,
Perché ho chiamato qui accanto a me non solo Diletta ma anche Marilisa? Perché adesso sul palcoscenico vedremo un provino, cioè un'audizione vera e propria per uno spot di un panettone, uno spot televisivo. C'è un regista che qui ad insieme cercherà 2 attori proprio per questo spot. Tu hai fatto delle audizioni, dei provini? Io ne ho fatto qualcuno, uno in particolare a Salvo è andato benissimo. Mi hanno preso per un film, ho registrato questo film, ho fatto le varie scene, però ancora non è mai uscito. Ah, bene, quindi un giorno hai se fatto uscirà vi avvertirò. è andata bene, hai fatto anche il film. Però stiamo aspettando che questo film arrivi nelle sale. A proposito, parleremo di Natale in Sudafrica, che è in testa dopo i primi 3 giorni al box office dei cinema italiani, quindi anche insieme ha portato bene al film di Aurelio De Laurentiis e di Neri Parenti. Lo sai, invece tu cosa hai fatto? Lo sai perfettamente cosa hai fatto. Dillo. Ho fatto i provini per X Factor. È andata bene? Sì, un passo quasi dall'entrata al programma, però... Allora, cinema, musica e televisione, nel senso che io non so nulla, mi hanno chiesto uno spazio, noi abbiamo dato volentieri il teatro per questa audizione. C'è un regista che cerca un attore, ma ne provinerà 2 per uno spot, visto che siamo a Natale, di panettoni. Non so i nomi dei protagonisti, per cui dirò soltanto: signore e signori, le audizioni ad insieme. Prego, vai, Natale Gennaro. Sì, sono io il regista, sì. Sì, sono qua per fare i provini, sì. Lei è? Lei è il segretario dell'onorevole? Sì, mi dica. Dobbiamo fare dei provini per scegliere un attore per degli spot pubblicitari, sì. Ascolti, buon uomo, io conosco bene quello che lei sta dicendo. Sì, nel mio gergo, perché io sono un regista molto atipico, nel mio gergo questo significa raccomandazioni. Ora, io non accetto le raccomandazioni, no. Nelle mie audizioni, nei miei provini vanno avanti solo i più bravi, sì. No, guardi, non mi passi nessuno perché non voglio parlare, non voglio parlare. Onorevole, che piacere, grazie per questa telefonata, sì, no, e stiamo cercando un attore che faccia uno spot televisivo per dei panettoni Palazzi. Ah, già ce l'abbiamo? Già l'abbiamo trovato? L'ha trovato lei? Certo, onorevole, certo, ci mancherebbe altro. È un uomo intelligente, molto istruito, colto, perfetto. Onorevole, che le devo dire? La ringrazio sempre per la sua cortesia. Certo, onorevole, ci mancherebbe altro. Stia tranquillo, onorevole, sarà fatto come dice lei. Ci mancherebbe altro. Telefono all'onorevole e fa... Grazie, onorevole, grazie. Ma va a fa... Quando telefona... Quando telefonano gli onorevoli bisogna soltanto stare sugli attenti. Non c'è niente da fare. I provini, uno si vede che tu non ne hai fatto mai, io ne ho fatti un sacco provini. E quanti ne hai passati? Neanche uno, però diciamo che uno quando deve fare il provino non si deve spaventare, come dici, può essere che non mi prendono, invece tu dici mi prendono. E allora... No, scusi, stavo parlando che lui provino non ne ha fatti mai, invece io ne ho fatti un sacco. Perché... E non è passato nemmeno uno, eh? Scusate, lei deve fare il provino. Se vi disturbo, scusate. Visto così come lo fa il provino. Stanno cercando, cioè si va a carnevale. Scusate se vi disturbo. Guarda, mi ascolti. Siccome io ho fatto un sacco di provini... E non è passato nemmeno uno. Lo capivo, però basta. Dico, lei deve fare il provino pure per questa cosa. No, io non sono come fare il provino. Lei è un attore, diciamo? No, io non sono attore. Ah, ok, è generico. Quelli che fanno tutte le parti quando... Non sono generico. Peggio, una comparsa. Io non sono una comparsa. Comunque, se deve fare che cos'è lei? Io sono il regista di questo spot. E non cercano registi per fare questo provino. Non ci siamo spiegati, signore. Io sono il regista che deve girare questo spot. Io sono il regista. Commendatore. Mettete da questa parte, venite. Venite da questa parte che già cominciamo male. Venga qua. Allora, lei come si chiama? Io mi chiamo Giovanni. Vabbè, si segga qua. Lei come si chiama? Francesco. Francesco. Scusi un attimo,
Signor segretario, mi scusi, ma il candidato, quello dell'onorevole, come si chiama? Francesco. Grazie, ho seguito, grazie, ho seguito. Lei come si chiama, lei? Francesco. Si alza in piedi. Che sta facendo seduto lei? Lei Che cosa fa lei seduto? Lei mi ha detto si siede, mi sono sentito sul seggiolone, mi pareva. Francesco, siediti. Posso darti del tuo, Francesco? Siediti. Posso sedere? Certo. Siediti, Francesco. Dottore, grazie. Che dottore, ti prego. Chiamami Pietro. Dottore Pietro, sono un po' emozionato. Chiamami Pietro, ti prego. Dottore come Pietro. stai? Sei a tuo agio? Bene. Sei a tuo agio? Sono contento. Dottore, Bene. c'è caduto il cappello. Francesco, ti serve qualche cosa? Tutto bene? Bene, possiamo allora cominciare. Allora, Dottore, perché c'è caduto il cappello. questo cappello, da dove l'ha preso lei? È caduto di là. Dov'era? Là. Ecco, perfetto. Allora, ti stavo dicendo, Francesco. Dottore, stavolta si può pigliare lei. perché Non lasci ci stare, va. non lasci stare. Allora. Non lasci stare. Scusate, se mi metto così vi guardo... No, Pietro, scusa una cosa, Pietro. No, questa confidenza. Siccome lui lo chiama. No, lei non mi chiama Pietro affatto, lei mi chiama commendatore. Vabbè. Pietro mi chiama solo Francesco. Allora, Francesco, voi come sapete, ce lo dice a Pietro che era prima di te. lei non mi parla, lei non mi parli, lei non mi parli, lei non mi parli. Io non ci parlo, parlaci tu. Allora, come voi sapete, noi siamo qua per fare questo provino. Sì. Per quello che è un famoso dolce natalizio, Sì. natalizio che dobbiamo pubblicizzare. Dobbiamo pubblicizzare allora, questo. siccome quando eravamo nella stanza che aspettavamo che veniva lei, Sì. c'ero prima io, lui Sì, è ho venuto capito. dopo. Però lei non è stato abilitato a parlare. Lei come si chiama? Giovanni. Non mi interessa, si trova. Tu ti chiami? Francesco. È con te che voglio parlare, è con te che è una formalità, ma parliamo noi due, parliamo. Grazie. Allora, Francesco. Non è per cosa, ma Sì, lei lei non mi parli, lei non mi parli, lei mi zittisca. Zitto! Mi zittia zitto. dice mi zittisca. Sì. Mi stia zitto. Ci si sto zitto. Mi stia zitto. Che no, spallasse lei. Allora, voi come avete ben sapere, noi dobbiamo fare uno spot natalizio per un famoso dolce natalizio, il dolce per eccellenza. Ora, qual è il dolce natalizio per eccellenza? Io lo so, siccome... No, lei non deve parlare, Parli quando glielo dico io, cioè mai. Allora, mi ascolti. Il dolce natalizio per eccellenza è il strudel. Il strudel. Bravo. Come bravo? Bravo. Ma quando mai si è accattato il strudel? Ignorante. A parte che si dice lo strudel. Ecco l'ignoranza. Lei è vestito di ignoranza. Lei porta d'ignoranza pure dentro di sé. Lei è vestito di zavordame tasciume. Noi ci abbiamo. Ci sono zone d'Europa dove il strudel viene utilizzato per la vacanza di Natale. Anche da noi si usa il strudel. Da noi si usa anche il strudel e si dice il strudel. Chiaro? Poi lei mi stia zitto. Se posso dire senza una parola, posso dire, siccome a parte c'ero prima io, poi le devo portare Sì, a non lei. mi porti niente, lei mi stia zitto. Sì. Mi sta parlando lei? Io non mi stia zitto. Ma lei mi sta scassando. Allora, appurato che il strudel, che sguardo, ma che sguardo sveglio, che bello, mi piace. A parte che il strudel va benissimo, Francesco, per Natale va benissimo, diciamo che qual è il dolce natalizio per antonomasia? Il dolce natalizio per antonomasia è il profiterol. Bravo. Ma quando mai si porta il profiterol a Natale? E schino coi più, vedi come cammina. Lei mi si parla? Lei mi si parla? No, Lei mi zittisca! Io lo stavo guardando.
Il profiterol è un dolce di Natale che si usa in molte zone d'Europa ed va bene. Il profiterol va benissimo. Scusi, siccome sono venuto prima io di Sì, ma io ho visto prima quel signore, ho visto, Sì, ho ma visto io- Francesco. Quindi lei mi zitta. Allora, il profiterol può andare bene. Però, talune volte si può adoperare un dolce natalizio che è, come dire, diciamo, un dolce, diciamo, quello... Io lo so. Quello... L'uovo di Natale. Il l'uovo di Natale, sì. Lei deve stare fermo, sa? Ti ha fatto male? Qua. Ma quando mai? Qua. Lei mi zittisca, mi stia fermo con le mani. Ti ha fatto male? Ti ce l'ho? Il sangue. Ti è passato? Si stia fermo nel suo posto, capito? Mi scusi, signor commendatore registrato, ma dico io... Regista! A picchiare stamani. Regista! Va bene. Quando mai si è visto l'uovo di Natale a Natale? Quando si è visto mai? Ma quando- Perché per fare i dolci di Natale non ci vuole l'uovo. Non bisogna impastare la farina con l'uovo. Quindi l'uovo di Natale va bene. E mi si Francesco, ti prego, vai benissimo, vai benissimo. Ora noi, volendo ipotizzare... Mi fa dire una cosa sola e poi non parlo più, Siccome io sono venuto perché gli Sta dovevo... parlando? No. Lei sta parlando? No, impressione sua. Lei vuole parlare con me? Lei vuole parlare con me? No, lei non vuole parlare con me. Guardate. Mi era parso che lei volesse parlare Ma con poi che me. intelligente, che faccia. Che sguardo. Un uomo tutto intelligente. Questo sprigiona intelligenza da tutte le parti. Che sguardo sveglio. C'è tutta terra bagnata. Ipotizzando, caro Francesco, che l'uovo va benissimo, se noi volessimo invece un dolce natalizio, diciamo che si... come si può chiamare? Il panforte. Quando mai? Venga qua. Come si permette lei? Come si permette? T'ha fatto male? Sì, qua. Ti è passato? Il sangue. Non si permetta più di toccarlo. Ma se dici... Non si permetta Ma più di se toccarlo. una sera che dici minchia... Non si permetta più di toccarlo, capito? Non si permetta più di toccarlo. Cioè... Ma quando mai a Natale si ha mangiato il panforte? Ignorante! Il panforte è sempre stato il dolce di Natale. Sempre! Ignorante! Oh, condomo. Francesco, il panforte va benissimo. Va benissimo. Però noi stiamo parlando del dolce natalizio per eccellenza, che è il panetone. Il panetone. Bravo. Io lo sapevo. Glielo facciamo dire. Era il panettone. Io lo Grazie, dopo che l'ha detto lui, bravo. Ma Dopo sì. che l'ha detto... Si metta qua. Come ha fatto lei? Come ha fatto? Si metta qua. Come ha fatto lei? Come ha fatto? Ti ha fatto male? Sì, qua. Ora noi dobbiamo realizzare questo spot pubblicitario, giusto? Quindi questo spot pubblicitario dobbiamo farlo davanti alle telecamere, giusto? Quindi voi avete cognizione della telecamera. Io poi sono pure comico. Cioè in che senso? Ci faccio una cosa della telecamera. Sì, vediamo. Io, quando mi sento male, Sì. mi uso la telecamera. Se mi sento male. Non ci piace, è bella. Lei quando si sente male? Mi uso la telecamera. E perché? Mi riprendo. Mi sento... Oddio! Che ignoranza! Dottore, posso dire io? Sì, fammi sentire. Io nella mia stanza c'ho la televisione, perciò telecamera. In camera, telecamera. Che bravo! Telecamera. Che intelligente!
Enzo, che bravo, che bravo, che bravo, che bravo. Venga qua, venga qua, venga qua. Si sputa in faccia, lei. Ma ti ha fatto Mi male? ha bagnato tutto, mi ha bagnato. Ma vero però, non per battere. Andiamo avanti. Ma ride con questa battuta. Voi avete fatto teatro? Ecco un'altra battuta. Io non faccio teatro, faccio villini, costruzioni, però teatro non ne faccio, ci piace io chi? Ma lei quando muore? Quando morirà lei? Quando vorrei con lei? Francesco, ti prego, tu hai fatto teatro? Io non ho fatto teatro, io ho fatto tè al limone. Che bravo, sei bravo. Non lo tocchi, ha capito? Non lo tocchi. Va bene, andiamo avanti. Che era bella questa, Chi ti ha fatto? Ci ho pulito l'orecchio. Mi ha bagnato. Quale scuola di teatro avete frequentato voi? Io il geometra. Geometra. Sto parlando di scuola di teatro. Lei ha fatto scuola, accademia, ha fatto dei corsi. Lei ha un metodo di teatro. Per esempio lei conosce Stanislavski? Sì, però non ci siamo mai visti perché io a scuola ci andavo di mattina e lui veniva di pomeriggio. Però Lui chi? Stanislavski. Stanislavski veniva a scuola con lei? Sì. Stanislavski è morto. Sì, lo so, l'ultimo periodo, come infatti non l'ho più incontrato perché stava male, meschino. Stanislavski è morto nel 1938. E io parlavo di suo figlio, non è che parlavo di suo padre, suo figlio. Stanislavski non aveva figli. E sto cretino si spacciava per il figlio del Stanislavski. Quindi lei non ha un metodo, lei non ha una scuola, ho capito. Vediamo, facciamo una messa in scena. Sì. Noi dove siamo in questo momento? Da lei. Dove siamo? A teatro di... No, dove siamo? A teatro di... No. Noi siamo nella Russia. Nella Russia sconfinata. Questa è una steppa. Questa è una steppa sconfinata. La neve, la bufera, la tempesta, la tormenta. La tormenta. Lei sta vedendo questa scena di freddo e lei entra dentro la steppa sconfinata e ha appuntamento con la sua fidanzata. Va bene. Si chiama Irina. Lei aspetta la sua donna e non arriva e per questo lei ha un grande dolore. Certo. Mi faccio la messa in scena. Allora, siamo nella steppa sconfinata. Steppa sconfinata. E c'è che è russa. Perché chi? Lei l'ha detto che c'è. Siamo in Russia, non è che è Va russa. bene. Siamo in Russia. E c'è la steppa sconfinata. Steppa sconfinata, la Un tormenta. freddo da morire. La neve. La tormenta. La tormenta. Ma fai questa maniera, devi smettere, non può essere più così. Lei mi tormenta, la devi... Si vuole risputare di nuovo per cortesia. Ecco, mi fa questa scena nella quale c'è lei... un freddo. C'è un freddo, e io arrivo freddo senza agghiacciante. neanche un cappotto Niente. perché ci sono Così, i gradi arriva. sotto. E arriva. E aspetta la sua fidanzata. E non arriva. Scena! Che ha? Dolore, come ha detto lei. Che dolore è? Di Rina. Dolore di Rina. Voglio darle un'altra opportunità. Sì. Lei si trova nella steppa sconfinata. Sì, freddo polare. polare. Lei deve adottare il metodo Stanislavski, Sì. quello che è stato concepito per Chekhov. Quindi lei è un tutt'uno con Chekhov. Chiaro? Sì. Perfetto. Lei sta aspettando la carrozza. Lei è il grande attore russo Petrov Sminkiakov. Lei si chiama Petrov Sminkiakov. E lei non è solo. Magari... Lei si chiama Ma proprio Sminkiakov. Sì. E non è solo, perché a fianco a lei ci sono i suoi due amici. lo fidati. so chi sono, a capito? fianco a Sminkiakov. Ha capito? Lo so. Facciamo una cosa, scusa, ti puoi alzare un momento? Sì. Ma lui che è più lungo non è meglio di Sminkiakov? Siediti Francesco, No, guardi la che- faccia di Sminkiakov ce l'ha lei. Ma piace di più Sminkiakov No, quando no, è no, bello. no, no. Così. Lei adesso mi Sminkiakov questa scena, Sì. entra con i suoi fedeli amici e sta cercando Cieco. risposte. Quando da lontano vede arrivare la carrozza che accompagna Olga Kochimilova, la più grande attrice Io russa. ce l'ho. E lei mi entra da Chekhov, Va bene. Sminkiakov. Con i due al lato. Chi sono questi due al lato? Evaristo e Ernesto.
Evaristo? Evaristo è quello sinistro e Ernesto è quello destro. Non mi interessa, non è importante. Sempre non è importante. così sanno E lei chiamare. aspetta Olga Koshmilova. Mi faccia la scena. Cecov, Mi giusto? faccia, Cecov, Cecov. mi faccia la scena. Ernesto non mi aiuto, non ci vedo. Olga, te Koshmilova ti fai tu. Stop, stop. Basta. Francesco, tu hai sicuramente studiato teatro, hai fatto un'accademia, hai fatto un corso di recitazione e sicuramente avrai tu un metodo di studio. No. Niente? No. Bravo, bravo. Ed è questo che vuole. Bravo, Ma bravo. dove? Perché il vero attore è questo, è terreno vergine sul quale bisogna costruire il teatro. Bravo. Cioè io bravo. sono stato Bene. morto di freddo, sono stato. Non mi interessa di lei. Dolore di rina come mi sono. Non mi interessa. Allora ascolti qua, noi dobbiamo creare questi 3 spot, questi 3 spot che sono importanti. Sì. Dobbiamo pubblicizzare il panettone Palazzi, classico, Classico. il panettone ai lamponi e il panettone al pistacchio. Quindi io voglio 3 jingle per questi 3 Lo prodotti. posso fare io? Panettone Palazzi, Lo posso metodo fare? classico. Lo posso fare io? Sentiamo. Ce l'ho. Allora. Uno arriva e apre la porta, no? Uno arriva, Inga e apre la porta. Igna che cos'è? Igna che cos'è? Igna. È come quando noi... però in italiano. Igna. Così Vado avanti. lo possono sentire tutti. Arriva nel corridore. Sì. Igna apre la porta e c'è la tavola bella apparecchiata con questo panettone. Lo guarda e ci fa. Ah! Panettone Palazzi! Un panettone chi con... Oh, stop! Ma è pazzo! Ma è pazzo! Bella! Ma è pazzo! Sì, è la morte Ma sua! quando mai? Francesco, ti prego, pendola le tue labbra, fammi sentire. Panettone Palazzi e diventiamo tutti pazzi. Bravo. Non deve toccare, capito? Ti ha fatto male? Il sangue qua. Non ti preoccupare. Andiamo avanti. Ma- Panettone ai lamponi. Io ce l'ho! Che dire lei? Io ce l'ho! Panettone ai lamponi. Posso dirlo io? Sentiamo. Igna, uno arriva... No, Igna, che cos'è questo Igna? E ti arriva... Questo intercalare cos'è questo Igna, che cos'è? Igna, quando uno dice Igna... Ma lei proprio è uno sminchiacoff veramente, mi scusi. Diamine. Ah, io te lo posso dire normale, io lo dico in italiano, Igna no. Allora, C'è uno che Igna... panettone ai lamponi. Apre la porta del corridore. Sì. Del Igna- corridoio. Io? No. E allora? Del corridore. Voglio? Apre la stanza, tira la porta, apre la stanza Sì. e vede questa tavolata con il panettone e fa... Ah! Panettone ai lamponi! Sì. Un panettone di congiugo... Sotto! Ma lei è pazzo, lei! Lei è pazzo! È la morte sua! Ma lei è pazzo! Ma è vero! Francesco, ti prego, fammi sentire. Panettone ai lamponi e siamo tutti più buoni. Eccolo! Impari! La farò arrestare, lei, la farò arrestare. Stai buono. Andiamo all'ultimo. Tu te ne vai perché a me mi fa arrestare. Andiamo ti vuoi avanti. tu. Panettone al pistacchio. Ce l'ho! Stia attento. Lo posso dire? Stia attento. Allora, Stia attento. allora, c'è uno che arriva nella porta del corridoio e apre la porta. No? Entra, arriva là, apre, vede questo panettone al pistacchio, guarda e fa. Ah, panettone al pistacchio. Un dolce che odore di... Che sta? È la morte sua! Lei è un pazzo, lei. Lei è un pazzo. Francesco, per cortesia, mi fai sentire, per cortesia. Mi fai sentire. Panettone al pistacchio, me lo mangio e ci ridacchio. Bravo. Questa è la T'ha fatto male? Sì, qua è sangue. Vieni qua. Francesco, tu sei l'attore che voglio io. Sì. Vada via, si allontani. Francesco, io di te farò una grande star. La parte è perché mia. la parte è tua, La parte sicuramente è la mia. parte è tua. Vigliacco, ma non è solo questo, perché ti porterò in cima al mondo. Ci E vedo. noi sappiamo Ci con vedo. chi parleremo. Perché noi sappiamo con chi parleremo. Pronto? Onorevole, sì, il provino è finito, sì. Francesco è sicuramente...
Chi è Francesco? Giovanni. Giovanni chi? Scusa un attimo, noi. Gioia, come ti chiami tu? Francesco Di Giovanni. Lei come si chiama? Giovanni Di Francesco. Che ci fai seduto qua? Alzati, ignorante! Levati di qua! Levati di qua, levati! Pietro, Siediti. la parte è mia, Pietro. Io sono il commendatore, Pietro, capito? Ma? Gioia, posso darti del tuo? Scusi, onorevole, il nostro candidato è qui al sicuro, sta alle mie braccia, lo alleverò come un figlio. Sì, grazie. Ma come ho fatto a non capire quanto sei bravo? La parte è tua. Non era sua la parte. La parte di quello che ti deve portare le scarpe, di quello che ti deve portare. Che parte gli vogliamo dare a lui? Io ci volevo dire Sì. a lei, quando lei non mi ha fatto Che parlare. fisico che hai? Che fisico che hai? Che fisico. Sì, ma ancora io ho ringiolato un mese anziano. Vieni, perché andiamo a c'ho la parlare. cista. Andiamo a parlare, vieni. Sei molto No, non è, bravo. non è. Bravo. Beh, diciamo che ogni tanto a qualche audizione particolare arriva anche la telefonata di un onorevole, di un senatore o di altre persone. Però noi scherziamo, giochiamo e soprattutto diamo il bentornato in trasmissione ad un duo comico che noi amiamo molto. Toti e Totino, insieme con Cocò Gulotta. Grazie Cocò. Aspetta, Che c'è Totino? mi preme dire, soprattutto ringraziare Cocò, che è un attore di livello veramente grosso, importante, che ci ha dato questo grande piacere di lavorare con noi. Ed è l'ultima volta che lo fa, me lo ha detto prima. A proposito, siccome Salvo all'inizio ha detto che c'è un gruppo di Castelbuono, Sì. Di Collesano e di Camporeale. Camporeale e Collesano. Oggi c'è molta Palermo, io sono contento di tra avere i anche signori Palermo di Collesano qui. c'è anche un certo signor Bennacchio. Questo Mm. signor Bennacchio, secondo te che panettone c'ha? Quello al pistacchio. Toti e Totino, Cocò Gulotta, ci vediamo in salotto dopo. Mamma mia. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Voglio chiamare un altro dei nostri ospiti in salotto, amico di questa trasmissione, molto amato, signore e signori, Carlo Caneba, eccolo, buonasera, signor Caneba, era ora questo... Mamma mia, com'è colorato, buonasera. ecco, dove sta andando? Venga qua, chi venga. c'è? Buonasera. Ma chi c'è? Chi c'è? Che bella gioventù che c'è da Assunta. Sono nostri ospiti, Buonasera. sono qui per divertirsi. Collesano, Camporeale, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Catania, Chi c'è? Collesano. Collesano, Sì, un IE. provincia di Palermo, ci siamo stati a fare spettacoli. Io no. Io sì. Ma lei è tutto ignuno è stato. Vabbè, vuol dire che ci vogliono bene. Buonasera, Come signora sta? Rosa, come sta? Si accomodi perché io voglio chiamare subito il... E dall'altra parte meravigliosa, Sì, stupenda. sì. No, io qua. Ah, va bene. E lei là. Va bene, va Va bene. bene? D'accordo, allora la chiamiamo perché l'abbiamo annunciata in questi giorni. Abbiamo Ma come ricevuto- stai, Calende? Sta molto bene. Ma se ne calava un caurgimmo, Ah, No, se ne calava, vero? È ancora, come dire, presente. È ancora presente. Dove è finito Totino? No? Sta arrivando. Ah, sta arrivando. Vabbè, Toti e Totino sono con noi in salotto. Carlo Caneba è appena arrivato. Ricordiamo ogni mattina il suo programma. Su signor Radio Caneba. Smile dalle 10 alle 13. Ricordiamo dal lunedì Al venerdì. Insieme Il con programma una- si chiama Cannabis, l'unica droga che non fa male. Bene, vabbè, insomma, effettivamente lei è solo divertente, simpatico e coinvolgente. E anche comiccio. Insieme con Chiara Chines, grazie Grazie. al signor Carlo Caneba. E allora ci siamo.
Tra l'altro lei canterà qui questa sera perché c'è un progetto musicale insieme con Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Con Gigi D'Alessio ha fatto una tournée, è stata anche dalle nostre parti, per esempio al Teatro Antico di Taormina, ma anche a Palermo e in altre zone della Sicilia insieme con la Tolomeo Spettacoli. Insomma, io sono veramente contento di averla ospite qui in trasmissione. Abbiamo fatto delle prove divertenti insieme con il nostro pubblico e lei è un personaggio televisivo molto amato dal pubblico italiano e dal pubblico di casa nostra, dal pubblico siciliano. Signore e signori, Valeria Marini ad Insieme. Buonasera Valeria, applauso forte! Che meraviglia! Grazie Buonasera. Valeria per questa tua partecipazione. Buonasera. Io ti bacio, mi Come arrampico. sei simpatico. Mi arrampico. Buonasera. Valeria Marini per tutti. Eccola qua. Grazie Valeria. Posso andare a salutare il pubblico? Ma certo Sì? che puoi andare, sei a casa tua. Buonasera, io amo Viva la Sicilia! Eccola qua, Guarda Valeria Marini guarda che Insieme. belle ragazze! Ciao! Vieni, Allora. vieni Valeria, intanto stai con noi qui in salotto, Certo. accanto alla nostra Diletta, accanto a Carlo che tu hai conosciuto a Bellissima Taormina. Diletta, lui meraviglioso. Lo guarda. so. Grazie amore. No, Chiesto- se ne cala un giummo. Come Come va? va? Benissimo, felice si di vede. essere qui tra di voi. Si vede, ma aspetta che mi metto magari io Mattia. Sì, aspetta. non è la stessa non so cosa, se ci però riesci. non è la stessa cosa. Direi proprio di no. No, vabbè. Comunque, ecco, provate, fate quello che volete. Vabbè. E vabbè signora Rosa, a me mi manca la coscia. Sì. Diciamo che le manca solo la coscia e va bene così. Grazie Valeria perché noi ti aspettavamo da molto tempo e finalmente siamo riusciti Bene, ad sono- avere una tua presenza. Sei Sono contenta? venuta qui Sì. per fare gli auguri di Natale, visto che la Sicilia è una terra che amo molto e amo i siciliani, le siciliane, quindi insomma sono felice di essere qui. Assolutamente, anche il pubblico lo è. Tra l'altro ho detto una cosa molto bella. Sì, c'è una signora col binocolo. Signora col binocolo. Allora, da vicino Valeria è bellissima, da lontano ma col binocolo, com'è Valeria? Ha detto meravigliosa, poi c'è un signore che fa così, no? Quando un uomo fa così, Grazie. in Sicilia lo direi chi è? Sta facendo chi è? Ecco lì. Sta facendo l'elicottero. No, quale elicottero? Sta dicendo è com'è, ecco, bene, straordinaria. No, dicevo una cosa molto bella, Valeria, per la quale ti ringrazio. Tu mi hai chiesto di fare delle prove anche col pubblico, Sì. segno che Valeria è un'artista importante, brava, conosciuta, famosa, amata dal pubblico, ma poi alla fine diretta, no? Immediata, perché sono state delle prove spettacolo, delle prove coinvolgenti. Quindi, No, ma io amo grazie. fare. Ma grazie a voi, grazie della bellissima accoglienza che sempre la Sicilia mi riserva. E poi io ho una grande amicizia per me con una grandissima siciliana che è Maria Grazia Cucinotta. Come no, la salutiamo con grande affetto, è anche una nostra amica e la aspettiamo presto. È meravigliosa. E poi io sono qui per parlare del progetto che ho fatto Come no? con due grandi amici, due grandi artisti che sono Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, che sono anche loro Nostri amici, stati come no? vostri amici, sono stati ospiti qui, anche loro amano molto la Sicilia. E questo CD che è uscito questi giorni, che si chiama 3 per te e contiene 6 pezzi, tutti cantati, sono cantati 2 da Gigi D'Alessio, 2 da Anna Tatangelo e 2 da me, tutti scritti da Gigi D'Alessio, dove ognuno di noi, grazie a questo CD, ognuno di noi aiuta l'Associazione del Cuore. Io aiuto l'AMRI, che è l'associazione con sede al Gaslini di Genova, che lavora per la ricerca sulle malattie reumatiche infantili, e grazie al tour di Gigi D'Alessio e grazie anche a questo progetto che sta prendendo piede. Mi dicevano, sono stata l'altro giorno, mi hanno detto che sono riusciti ad avviare il laboratorio, hanno comprato un nuovo macchinario. Gigi D'Alessio invece aiuta noi come voi e ha già costruito un'ala, una parte dell'ospedale, e Anna Tatangelo doppia difesa. Quindi è un progetto di cuore dove io ho la fortuna di lavorare con due grandi artisti, perché questo sono. Come hai detto tu prima, io ho fatto questo tour e sono stata anche qui in Sicilia con Gigi D'Alessio, che è veramente un grande, quindi eccomi qua. Bene, allora intanto applauso per Valeria che si spende sempre. Compratelo, facciamo vedere ancora una volta la copertina, poi sentiremo il tuo brano, uno
dei due brani che tu presenti, Seduzione di donna. Uno è Seduzione di Sì. donna e un altro è Amare Amare. Bene, Seduzione di donna perché insomma Gigi è un artista, quindi ha detto, visto che tu ami le donne, la seduzione così è Seduzione di donna. Senti Valeria, io ho detto che tu sei molto Scusami. amata dal pubblico. Amore, Vengo un po' più indietro perché mi sembra... cercavo uno sgabello ma non ce l'ho. Vieni. Vuole uno sgabello? No, vuole uno sgabello anche Sì, lei. Eventualmente c'è. sì, se c'è glielo procuriamo. Non lo so, Grazie. non garantisco nulla. No, vengo. Grazie. Mi ha fatto spazio, che meraviglia. Applauso. Certo, ecco, vabbè, scusa. adesso sto meglio. Con un padrone di casa così, Grazie, non posso che farti No, spazio. io ho detto prima, carriera ricca di successi, carriera importante, carriera che è cominciata praticamente subito dopo la scuola, no? Tu hai cominciato dopo il liceo facendo Io ho l'indossatrice, la modella. Io ho iniziato praticamente, sì, quasi subito alla scuola, ho iniziato a guadagnarmi i primi soldi lavorando come modella, fotomodella e poi ho iniziato subito in teatro. Ho avuto la fortuna di essere scelta in questo da Mario Scaccia e ho iniziato questa tournée teatrale che mi ha, Alla grande. Sì. che mi ha formato, ho studiato, preparato, devo dire ho avuto subito un grande riscontro, una grande simpatia di pubblico e poi da lì ho debuttato in televisione Sì, e poi da lì ho fatto il cinema e tutto Esatto, quello allora, che ho fatto. andiamo con ordine. È arrivato a un certo punto dopo Mario Scaccia Pier Francesco Pingitore, quindi poi tutti i nomi importanti del mondo il debutto dello della spettacolo. televisione, perché Esatto. avevo appena finito la tournée teatrale e dico la verità, non ero molto convinta di debuttare in televisione perché io volevo fare il cinema, volevo fare teatro. Feci questo provino per il Bagaglino, che è uno spettacolo insomma, che io ho fatto anche con il grande Leo Gullotta e con tutti gli altri, insomma, Pippo Oreste Franco, Oreste Lionello, Ecco, insomma, e mi scelsero e io dissi di sì e da lì è cambiata la mia vita, quindi devo ancora dire un grazie a Nini Pingitore che mi ha dato la possibilità di stare su un palcoscenico del Bagaglino che, guarda, più o meno, forse questo è più grande. Sì, forse è più grande ma del è Bagaglino, veramente sì. È prestigioso, sì, importante, è veramente un magico. palcoscenico magico, è veramente, ringrazio Nini, ringrazio Pippo, Oreste che è sempre nei nostri cuori, a cui rivolgerei il nostro Facciamo un applauso ad grande Oreste attore. Lionello, grande protagonista dello spettacolo. E che non poi c'è da più. lì Sì, Oreste ovviamente il grande Leo Gullotta che oltre che essere un attore comico meraviglioso, quando tu prima hai fatto quella battuta un po' mi ha ricordato la signora Leonida che quando mi seguiva Ma vedi guarda che guarda così che bella, vecchia guarda mi che vedi? bella No, aspetta, fermo un attimo, signor Carrello. Come faceva la signora Leoni? guarda che bella sta cosa moscia così La cosa moscia, vero? Leo Gullotta, Sì, lei- grande lui- Leo. poi mi seguiva e mi tirava la scarpa era beh. divertente. Senti, tu hai e poi a detto... seguire ho fatto il film con Alberto Sordi, Mica Luna, Carlo Sauro, Beh. ho lavorato tanto a lei, insomma faccio a Tante tuttora, cose. insomma. io Hai adesso- fatto il Festival di Sanremo, ricordiamocelo, Sì, ho fatto con il Mike festival- Buongiorno, con Mike Piero e Chiambretti, come no. Quante cose ho fatto Fermiamoci un attimo, allora tu hai detto che hai un bellissimo rapporto con la Sicilia e con i Sì. siciliani, hai citato poc'anzi anche Leo Gullotta, ad un certo punto della tua carriera hai incontrato un grandissimo siciliano che noi salutiamo, che si chiama Rosario Fiorello. sì. Guardate cosa succede. Ma con Fiorello Sì. noi siamo diventati subito amici, che è di una Come no? Fiorello così come lo È vero. vedete è di una simpatia esila proprio. E poi siamo dello stesso segno zodiacale, che anche lui è come me un toro. Siamo incontrati in Sardegna, eravamo un gruppo e siamo diventati subito amici e poi insomma... Beh, ad un certo punto, durante uno degli spettacoli di Fiorello, tra il pubblico c'era la signora Marini. Guardate cosa accade quando un grande dello spettacolo come Rosario Fiorello e una grandissima dello spettacolo come Valeria Marini si incontrano sullo stesso palcoscenico. La Sicilia è protagonista, le due isole, Sicilia e Sardegna. Vai, vediamoli insieme, Fiorello e Valeria Marini. Natale Zennaro, vai. Noi siamo pronti ad accogliere la nostra ospite di oggi al Letterman Show, Valeria Marini! Ehi, hola! Prima si parlano, no? Fanno finta. Si parlano. No, si parlano. Oh, where you go, Lottie? It's not funny because You look great. Yeah, huh? You Yes, look great. yes, great, great. That's it, Can I that's sit? it, that's it, Okay. that's it, that's it, that's it. Valerie, sit down, please. This is, Sei già sul reality, yes, eh? this is a tat. Thank you. That's for you. Drink. Thanks. Drink.
Drink. For me or for the dog? For you. Drink. Signori, Valeria Marini, eccoci qua. Valeria Marini, una piccola storia, la piccola storia di Valeria Marini. 1967 nasce a Roma Valeria Virginia Laura Marini. Il pediatra dichiara: la prima volta che vedo una neonata col tanga della Pampers, incredibile. 1985, il primo amore di Valeria è Lorenzo Giovanotti, che in quell'occasione scrive: ciao mamma, guarda come mi diverto. Nel 95-96 Valeria Marini posa per 2 calendari e dichiara di essere stata la prima donna italiana a farlo, Suor Germana, la querela. 2009 ritorna Valeria Marini con la docu-fiction Essere Valeria su Fox Live. Valeria Marini sbarca sulla piattaforma Sky e la affonda. Mr. Marini, are you ready for the question? È pronta per le domande? Mi guardi, perché mi cagli? Mi guardi, io mi Letterman. Vuole lanciare una matita? No, matita. Is a pen? No. Vedi, guarda. Green, yellow, celeste, yellow chiaro, marron, blue, yes, bel gioco questo, vedete? Blue, yes, voilà. Allora, Valeria Marini presto partirà per gli Stati Uniti per un film con Paris Hilton. Come mai la scelta di fare un film senza nemmeno un'attrice? Questa è buona. Come mai? Questa è buona, però parliamo della docu-fiction, che sarà tra poco su Fox Live. Tu ci sei già? Chi? Tu. Of course. Valeria Marini, lei ha dichiarato che nel 2009 vuole sposarsi, vuole avere un figlio e vuole un seggio a Strasburgo. Posso commentare con un stig, Yes, è vero tutto questo? È vera la storia di Strasburgo? No, mi piacerebbe sposarmi e fare un bambino, sì. Il seggio a Strasburgo è un po' presto. Un po' presto. Ha già il partner con cui farlo? No, lo sto cercando. Guardi alla sua destra. Destra. Trovato! È carino, non sporca. Si accoppia una volta l'anno però. No, Solo diciamo una volta che dai, work in progress. Ce n'hai da progress qui, vai. Ok, ladies and gentlemen, stop! Allora, attenziamo a questo. Ecco, Valeria Marini, lei è anche una stilista, disegna intimo di lusso. È vero che per i box dell'uomo ha coniato lo slogan "Ci tengo ai tuoi gioielli"? Sì, è vero, ma non è solo intimo, Seduzioni Diamond è anche abiti. Questo per esempio. È un diamond? Diamond? Diamond. L'hai detto tu che c'è? L'hai detto tu, l'ha detto lei il cordone ombelicale con lo Hai capito come ti devi rivolgere al Letterman? Ok. This is? Green. Yes. È prontissimo, hai visto? Non è che ha detto un altro quello, ha detto quello giusto. Allora, Bigas Luna, il regista del film Bambola, l'ha definita la divina mortadella. Come mai, secondo lei, ha osato usare la parola divina? Ma devo rispondere sì, seriamente? se vuole, sì, yes, no, course, perché a lui piaceva la mortadella quindi... E quindi? Diceva che era pazzo, è venuto in Italia, era pazzo della mortadella, non parlava d'altro. Allora, ultime domande, le faccio ultime domande. Valeria Marini, lei ha dichiarato, vorrei essere come Madre Teresa di Calcutta, ma lei ha presente quanto era vestita Madre Teresa di Calcutta? Sì, quello sì, però secondo me... Mi piace. Devo rispondere seriamente o devo dire quello come vuole, che penso? Sì, e chi ha la popolarità, chi ha la fortuna di avere tante cose deve dedicarsi agli altri, in questo senso era detto. Non bisogna dimenticare che ci sono tante persone che hanno bisogno, che noi possiamo aiutare, quindi è giusto dedicarsi anche agli altri. Dai, però. Salve, buonasera, benvenuti a Porta. Allora, ci mettiamo il plastico. Allora, cara Valeria, le faccio guardare l'ultima, ce ne ho due, allora, ne ho due, stacco, grazie, fatta no, ok, this is... Senti, ma deve essere un'intervista sexy questa. Fini, come ci vuoi? Excuse me, must be an... This is, niente. This is pink. Pink. Matit. No, pencil si Ah, dice. pencil. This is Beck. It's a... Beck. Yeah, big. No. Beck. Beck. It's a pen. The last. In un'intervista l'ha dichiarato lei di aver baciato un gay e di avergli fatto cambiare idea. Ci può riprovare con Enrico Cremonesi? Se vuoi sì, però non l'ho dichiarato io, l'ha dichiarato chi è stato baciato.
Ma veramente? Sì. E che cosa ha detto? Come cosa ha detto? Ha cambiato idea. Chi? La persona che è stata baciata. Di cosa stiamo parlando? Non lo so, ti seguo. Ladies and gentlemen, Valeria Marini! E mi fermo qua. Valeria Marini, dove vai? Vieni, Valeria. Grazie. Straordinaria, Ma qui non si è vista la prima parte, perché io ero andata a vedere il suo show Sì. e non era previsto tutto questo. Io ero in mezzo al pubblico e a un certo punto si è avvicinato e mi ha fatto, lui fa sempre lo scippo, fa la scenetta dello scippo che mi... E poi mi ha portato sul palco, poi mi ha fatto entrare, uscire, per cui io stavo... No, ma lui è divertentissimo. Lui è straordinario, sì. Il signor Canebbe è rimasto colpito da quest'ultima cosa, cioè dal fatto che lei ha Ma fatto tu baci cambiare... gay Sì. e fai miracoli? Sì, Ma per davvero? sì, è davvero. Cosa vuole dire con questo non davvero? lo so. Ma lei è fidanzata, lei? Sì. Ah, fidanzata? Sì. Peccato, se no facciamo che miracolo, no? Potevamo iniziare il miracolo. Se vuoi. Vero? Ma sei troppa, figlia, quando devi cominciare? Chissà. Si fa per scherzare, si fa per scherzare. Ma certo, dai. ma certo. Valeria. Invece complimenti perché hai dato una bellissima risposta. Beh, è quello che penso. È quello che davvero pensi e quindi complimenti. È doveroso da parte Assolutamente. di noi artisti di dedicarci a chi ha bisogno. Secondo me è uno dei lati che io preferisco, cioè una delle cose che mi dà veramente più gioia, più senso di tutte... Di questa vita da star che è bellissima, però per il contatto umano, il contatto col pubblico e soprattutto dedicarsi a chi ha bisogno è la cosa più importante. E io ho tanto bisogno. Sì. Mi pare che lei sta cominciando a diventare un po' licco. Vero, sì. No, però a proposito, se tu non avessi fatto l'attrice, la soubrette, la showgirl, cosa produttrice, adesso ci arrivo. Cosa avresti voluto fare? Avevi qualche altro sogno nel cassetto da bambina? Sì. Da bambina con mia sorella si sognava di fare, io ho sempre avuto un po' le velleità del palcoscenico perché mi piace, io sono una persona solare, quindi mi piace regalare sorrisi, stare in allegria. Quando eravamo bambine, magari siccome ci piacevano gli animali, i miei nonni avevano una tenuta con tanti animali, allora ci avevamo detto, magari apriremo un posto dove teniamo gli animali, curiamo gli animali, poi insomma le cose... No, con questo io amo tantissimo gli animali. Assolutamente, li le cose amo, sono andate bene e tu hai detto poc'anzi, poi hai fatto anche altre cose. Prima hai fatto la stilista, hai lanciato una tua linea. Nasco come esatto. Scusami se ti interrompo No, sempre. Gioia, ma per ti carità. faccio più ma spazio lo puoi fare, no? Ci sto. Io nasco in teatro, poi debutto in televisione e poi ho, diciamo, il discorso della moda è un discorso che è una passione che io seguo perché era un sogno nel cassetto che io avevo, ho avuto l'opportunità quando mi hanno chiamato per una campagna pubblicitaria di poter disegnare una linea di intimo e ha avuto un successo, un esploit pazzesco e da lì è entrato tutto un progetto che si chiama Seduzioni Diamond e che non è solo intimo ma è anche i vestiti, gli accessori, adesso le scarpe, è tutto un mondo, c'è il profumo, è tutto un mondo insomma di seduzione di donna, esatto. Che piace tanto perché io sono, e secondo me questo per una donna è una cosa, è un bel traguardo. Per me la cosa più importante è essere gradita al pubblico femminile, cioè che le donne, se noi donne siamo molto critiche, quindi quando un'altra donna ti ferma e dice brava, mi piaci, mi sei simpatica, io devo... Hai vinto e questo è vero. È un obiettivo che io ho raggiunto. La nostra Marilisa. E sai, senza nulla togliere, per me per una donna il pubblico più importante è il pubblico delle donne e dei bambini, senza nulla togliere al pubblico maschile, anzi, che però a volte va più all'apparenza, cioè va più all'immagine, a quello che se è una bella donna, se piace, invece noi donne o i bambini hanno l'istinto, quindi si fanno trascinare proprio da quello che hai dentro. E le donne noi siamo molto critiche, quindi quando il momento che poi mi sono arrivati i sondaggi, ho detto sei molto gradita al pubblico femminile, al pubblico dei bambini, sono stata contenta. Bene, allora applauso per Valeria, voglio sapere allora, prima di ascoltare la canzone,
Voglio sapere appunto gli uomini di questo palcoscenico cosa pensano allora. Totino, sulla signora Marini. Ma ti dirò. No, che? No, che è successo? Non ho capito. Io ho detto, Totino, cosa pensi della signora Marini? Ho visto un movimento... Ti dirò. Dimmi. Con il discorso del bacio mi sento pure io. Sì, vorresti essere baciato anche tu, eventualmente. No, Vabbè. è assai. Sì, lo so, soprattutto per Qual i più era? piccoli. No, poi so che Valeria appunto grande stilista. Per uomo fai qualcosa perché al momento in cui c'è bisogno di un modello. Sì, ecco Valeria, se tu avessi bisogno di un indossatore, casomai decidessi di fare una linea di intimo da uomo, questo pezzo di maschio, com'è Toti? Com'è Totino? Molto simpatico. È molto simpatico, so. Com'è? Però devo Compensa dirti con la- che capisci la roba buona. Vuoi mostrarlo a Valeria, per favore? Scusami Valeria, così poi cantiamo. Guarda. Ah, questa salcia, carissima. Vedi? Non me ne Hai andrei visto il più. bacio? No, non te ne andare più. Vieni un attimo qui perché ho bisogno di mostrarti in tutto il tuo splendore a Valeria. Dai. Ma Vedi, che cosa? cara Valeria, hai la possibilità questa sera di ammirare un esemplare unico al mondo. Sì. Come esemplare? Che è Questo non è un uomo, No. questa è una macchina da guerra. Le donne che capitano fra le sue mani Sì? si possono considerare È vero. fortunate, Sì. L'altra perché lui volta- ha tutto quello che la natura gli poteva È dare. vero, l'altra volta una donna mi ha guardato e mi Sì? ha detto, io l'ho guardata e le ho detto, Sì? che mi dici bellezza? Sì. Lei mi ha guardato e mi ha detto, cornuto ti basta? No. Ho detto, D'accordo. No, invece così sentiamo la canzone Seduzione di donna. Ma di Vorrei più. che tu lo mostrassi, vorrei Ma che di tu più. lo descrivessi quasi. Vedete questo fisico così brevilineo? Sì? Nasconde tanta potenza, perché lui, nella sua statura così alta, dove arrivo. slanciata, hai tante! Hai tante pensieri. E se dovessi averne bisogno lo chiami, ma spero di no. Che dici tu, signor Canebba, della signora Marini? Cosa devo dire? Meravigliosa, stupenda, poi è così carina, poi abbiamo gli stessi gusti, nel senso che noi siamo amati dalle donne, a noi gli uomini non ci amano tanto. Vabbè, a te ti ama tua mamma, giustamente. Sì. Poi siamo amati dai bambini. Poi... A me piace la tua maglietta. Vero? Sì. Volevo mettere la Susanna e invece ho messo ti piace. Sì, carina, Su dai. consiglio di Marilisa ha messo questa maglietta. Va bene, d'accordo, dimmi Anche Diletta. un'osservazione da fare Certo. su Valeria. Allora, da donna, Da no? donna, Quindi sì. stiamo sentendo un po' tutti i vari pareri. Allora, secondo me sei una donna con la D maiuscola, però voglio farti una domanda. Tu sei assolutamente sexy, sensuale, elegante, ma eleganti, sexy e sensuali si nasce o si diventa? Si nasce, cara. Ma guarda, la Lei che ne sa. femminilità ovviamente è qualcosa che sta dentro di noi, brava. però col look giusto, Sapersi sì, valorizzare. Sì, ogni donna si può valorizzare, questa è, è una marcia in più che noi abbiamo rispetto agli uomini, perché poi comunque noi possiamo variare coi look, con il modo di essere, perché il tubino nero funziona sempre, però una donna può essere bellissima in tantissime versioni. Non è vero che funziona sempre il tubino nero. Perché? L'uomo è un pochino più limitato, ok? I look degli uomini sono un pochino più limitati. Però sicuramente con il gusto ti puoi, uno si può migliorare tanto, ecco perché poi l'importanza del look. Comunque tu non hai bisogno, Non ho tu sei problemi. bellissima. Grazie, troppo gentile. Allora, applauso per le donne del palcoscenico d'insieme. E a proposito di donna, io vorrei sentirla questa canzone, Valeria, Seduzione di donna. Faccio vedere ancora una volta la copertina importantissima di Tre per te, questo progetto discografico di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo e Valeria Marini. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a 3 diverse associazioni che si occupano appunto del sociale.
arriva il microfono sul palcoscenico, la base è pronta perché voglio sentire proprio dalla viva voce di Valeria Marini questo pezzo che si intitola Seduzione di donna. La diretta è bellissima e io sono contento che ci sia Valeria Marini. Buon Vai. Natale! In un sorriso lasciato per caso ci trovi tutto di me. E sulla pelle l'odore del mare cammina verso di te. Occhi di gatto che frugano il letto, guardano il mondo dov'è. Stringere al petto più forte un cuscino per far l'amore con me. Seduzioni di donna, lati del corazon. Seduzioni di donna, che magica emozione. Seduzioni di donna, quando calienta el sol. Seduzioni di donna, te quiero mucho amor. Vedi nel cielo una stella brillare che scende verso di te. Anche la luna si ferma a spiare, vuole sognare con te. Seduzioni di donna, lati del corazon. Seduzione di donna, che magica emozione. Seduzione di donna, quando calienta el sol. Seduzione di donna, te quiero mucho amor. Seduzione di donna, lati del corazon. Seduzione di donna, che magica emozione. Seduzione di donna, quando calienta el sol. Seduzione di donna, te quiero mucho amor. Te quiero mucho. Te quiero. Hola, Ma che meraviglia, Valeria Marini! Grazie. Ad insieme! Brava, brava, brava. Ma grazie. Bene. Che Hai visto c'è? che già la sai? Sì, è la stessa cosa, è un'altra scuola di pensiero quella. Valeria Marini, vieni Grazie, salotto e con questo noi. è il pezzo Grazie. che sta nel CD. E questo è il pezzo Sì, lo che so, uno dei due pezzi, abbiamo detto che avete proposto due pezzi, anzi facciamo promozione per intero, perché poi la gente vuol sapere. Gigi D'Alessio in questo CD presenta Non riattaccare, che è un successo incredibile. Sì, straordinario, è un manuale d'amore. Sì. Invece Anna Tatangelo presenta Profumo di mamma e adesso. due altri bellissimi pezzi. Io canto Amare, amare, amare e Seduzioni di donna, che è quello che avete sentito questa sera. Allora voglio, questa volta dico voglio, non si dice mai, ma questa volta lo dico perché è un'operazione sociale importante, che domani, dopodomani andiate nei negozi di dischi per comprare 3 per te, perché sarà un regalo di Natale importante. Grazie a Valeria Marini, a Grazie a Gigi voi. D'Alessio e ad Anna Tatangelo. Poi fa molto festa, Seduzione di donna. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi hai detto poc'anzi che sei anche nel campo della produzione cinematografica. Sì, ho Parliamo. prodotto questo film
Pensa, l'ho coprodotto mentre l'anno scorso facevo I Raccomandati, che è una trasmissione insomma, che sta per ripartire quest'anno con grande successo. E ho coprodotto questo film spagnolo-americano con dei grandi attori americani, che è la storia di una storia bellissima di un bambino che ha vinto poi il Festival di Roma, e quindi ha vinto all'unanimità la giuria della sezione giovane del Festival di Roma, e quindi è stato anche questo un debutto fortunato. Bene, quindi complimenti. Grazie. Quello che tocca Valeria diventa oro, Grazie. Quello che tocca Valeria diventa oro. Sì, grazie. Tocchiamoci. Toccami. Sì. No, va bene. Io volevo sapere da Toti e Totino, andreste all'Isola dei Famosi voi? Ma forse ci siamo stati? Vabbè, insomma, sull'isola più famosa del mondo ci siete, che è la Sicilia. La Sicilia in cui già un'isola dei famosi, certo, andare all'isola dei famosi. Ma per fare che cosa? Appunto, quello che Non dico lo so, per partecipare al programma di Simona Ventura, altra grande star della televisione, che saluto. Ma c'è un problema, Totino non sa nuotare. Questo è uno. Se lo sbarco avviene in mezzo all'acqua, Sì. si buttano alla barca, Niente. o tornerebbe a fondo. Ho capito. Invece la sai da sicca rimane a zicca, capito? Quindi diciamo che siete due pesci che, nonostante siete pesci, non riuscite insomma a durare. Vabbè, insomma, diciamo che non è per voi. Però voglio dire, mai dire mai. Ma pensate, mai dire mai. L'isola dei famosi è una vita sacrificata, veramente. Poi dei famosi è una vita Poi sacrificata per carità, sicuramente. allora siamo impegnati. Qualche cosa? Sì, siamo stati chiamati da George Clooney. Da George Clooney, sì. Per cambiare, cioè praticamente sostituiscono George Clooney con noi per lo spot del caffè. Ah, il caffè, sì, conosco. E noi facciamo le tazzine. Sì. Cosa fate voi? Le tazzine. Come le tazzine? Non George Clooney con una macchina. Che c'è? Ci hanno chiamato. Osa. Lo sa, ora io non lo so. Vabbè, insomma, non è cosa per voi. Non c'è bisogno. Ci possiamo provare. Che cosa? Non c'è bisogno? Che Valeria si tocca. No, bella cosa. Valeria è bellissima sempre, però. No, invece Valeria all'Isola dei Famosi in qualche modo c'è andata, no? Perché poi ad un certo punto Simona Ventura ha avuto un'idea e ti ha chiamata. Guarda, l'idea è nata un po' dalla nostra amicizia, Sì. perché così sentendoci al telefono ho detto vabbè, ma se tu vuoi io ti faccio un'incursione lì. E devo dire che è stata un'esperienza bellissima e anche di grande successo, perché il programma quell'anno è esploso. È esploso, guarda, vediamo proprio il tuo arrivo. Il tuo arrivo, sentiamolo, dai, da Rai 2. Valeria! Sì, va bene, ok, a questo punto. Ma è altissimo! Aspetta, che è altissimo, Valeria! Sei quasi in posizione, eccolo qua. Si è bloccato tutto. Io credo... Ditemi qualcosa dalla regia dell'Honduras. È ora di buttarsi. Allora mi butto? Beh, sì. E nessuno mi dice quello che devo fare. Ma così in alto? Ma c'è una roccia sotto. No, togliti la cuffia, molto bene. Allora, oddio. Wow, una sirena. Beh, insomma, applauso anche per il coraggio, perché È stata una bellissima esperienza. avete sentito che era Poi devo circa dire, io 30-40 metri, Sì, era... 30 non sem- metri, allora era 28. Perché? 2 metri lei. No, io sono 1,77. No, io sono 1,77. Vabbè, per me che sono 1,60 dopo 1,60. vabbè. Quello che Tutti 2 metri. Vabbè, però c'è il detto, vabbè, botte piccola, vino buono. Sì, ma ce n'è andiamo poco, No, non si vedeva da lì quanto era, e faceva abbastanza paura, perché poi stava arrivando un uragano. Sì. E quindi mi buttavo oppure mi trovavo in mezzo all'uragano con l'elicottero, quindi tra le due cose ho scelto e mi sono buttata. Va bene. Buttata di sotto, ma è stata una bellissima esperienza, devo dire, l'ho fatta per l'amicizia anche che ho con Simona, perché Io Ma l'avete pure, detto più volte. Se Salvo La Rosa mi chiedesse Di buttarti dal faraglione 10-3. Io lo sai.
Non si è visto perché era inquadrato No, se tu mi dicessi- dal faraglione viene se tu mi preso. dicessi, Sì. Totino, buttati, io ti risponderei, ma perché non muori? sì. Perché anch'io. Perché lo l'amicizia è farei. amicizia. È forte. Basta. Allora fermiamoci un attimo perché c'è la pubblicità. Hai fatto anche pubblicità di recente, no? Sì, io sono testimonial della Lambretta Sì, da diciamolo. 2 anni, è un bellissimo progetto, ho fatto anche con Gigi il tour, abbiamo fatto questo pezzo, La lui ha Lambretta, scritto questa un moto pezzo, storica, un no? pezzo Questo- sulla Lambretta bellissimo. E poi ho fatto, in passato ho fatto tantissime campagne pubblicitarie di grande successo, Allora, però adesso Massimo, sono testimonial della Lambretta e Sansui. Anch'io sono Sì, testimone. tu sei testimone di che cosa? Io mi preoccupo, di cosa sei Io testimone? sono testimone di Geo. Vabbè, dai, una cosa rispettabilissima. Lei è testimone di Lambretta e Sansui, basta. Allora, pubblicità, poi parleremo ancora... Ma continuiamo a parlare? O... No, dopo resti. Vuoi restare un po' con noi ancora? Dopo? Sì, Vabbè, bene, resta con ok, noi e poi... per fare gli auguri di Natale. Bene. Allora, pubblicità, poi parleremo di cinema, sentiremo e ti dedicheremo la canzone del signor Canebba, lo sentirai Wow. cantare che sarà una sensazione unica. Violenta mimia. Vabbè, sì, perché lui sembra macio ma alla fine è un micetto, capisci? Un Ma si gattone. vede che sono un micio. Sì. Come sono? Un gattino. Un gattino. Va Un bene. micetto, miau miau. Mia, cambiamo argomento. Pubblicità, che è meglio? Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca. Tu pensi solo per te. No ragazzo no, del mio amore non ridere. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la lascerò più. No ragazzo no, tu non mi metterai tra le 10 bambole che non ti piacciono più. Oh no, tu mi fai girare, poi mi butti giù, poi mi butti giù. Tu mi fai girare, poi mi butti giù, come fossi una bambola. Grazie Marilisa, grazie Lucio. Canzone a te dedicata. Canzone bellissima. Tu mi dicevi tra l'altro che hai intervistato Patti Bravo in una edizione di Domenica Da In. sempre amo Patti Bravo, secondo me è un'artista meravigliosa proprio. Fantastica. Veramente incredibile. Ed è... Sì, l'ho intervistata appunto nel salotto che facevo al femminile, a parte che è simpaticissima, ma proprio una ragazzina, proprio... Io quest'estate ho visto il suo concerto meraviglioso. Sì, farà a Sanremo, Quest'anno è farà a Sanremo. Sanremo, Patti Sì. Bravo. Patti poi- Bravo e ci sarà anche il nostro Luca Madonia. Ci sarà Luca Madonia con Franco Battiato, come no? Sì, poi Giusy Ferreri, insomma, poi leggerete i nomi dei protagonisti del prossimo Sanremo. E beh, c'era anche un motivo per cui abbiamo scelto La Bambola, perché tu hai fatto un film che si intitola Bambola Dove nel c'era 96. come colonna sonora Bigas Luna mise proprio la canzone Esatto. di Patti Bravo. Ci sono delle immagini di questo film, mi pare di sì, abbiamo portato uno showreel, eccolo qua, bene. Il mio nome è Città. Evitavo di vedere Settimio e mi sentivo in colpa. Un giorno presi coraggio e decisi di andarlo a trovare.
mi dice la stessa cosa. Insomma, ed altro ancora. Beh, abbiamo, devo dire, in mezz'ora abbiamo sintetizzato una carriera lunga, importante, però variegata. Quindi voglio complimentarmi davvero con Valeria, che non si è fermata soltanto al teatro, soltanto alla televisione, soltanto al cinema, è arrivata anche alla moda, ha fatto la conduttrice, fa la produttrice, insomma una donna completa, come è giusto che sia, mi sembra veramente molto importante. Allora, prima di salutarti, vorrei ci sono ancora tante altre sorprese. Ah sì, quindi ti dobbiamo invitare ancora, noi siamo qui fino a giugno e ci verrai a portare le prossime sorprese, le prossime novità. Tra l'altro hai anche un record, tu ho letto da qualche parte a proposito di calendari, che tu hai il record assoluto di vendita di calendari, perché il tuo calendario del 96 ha venduto 3 milioni di copie e neanche Totino è riuscito a batterti, perché il suo calendario è arrivato a 2 milioni 990.000 copie e coccia. Perché le altre si erano perse. Le altre si erano perse, perché altrimenti avrebbe vinto Totino, però... Oh, 3 milioni di copie su assai, sono tante 3 milioni. Sono tante, poi Helmut Newton è fotografo grandissimo, Helmut Newton è fotografo. Ma il calendario 3 milioni di tutte le pagine o di una pagina? No, 3 milioni di tutte le pagine. Vorrei precisare. Cosa vorresti precisare? Vorrei precisare che noi potevamo diventare attori internazionali. Sì, se lo rifai per favore Totino, perché è bello. Potevamo diventare artisti di livello hollywoodiano, sì. Solo che i risparmi di una vita, questo scellerato disgraziato li ha spesi tutti quanti per comprare le copie del calendario di Valeria. Quindi diciamo che 1 milione almeno di quelle copie le ha comprate lui. Poi dico io, ma che se ne fa tutti gli stessi, tutti i presi? Lo sai, perché uno per ogni stanza. Gennaio e gennaio, febbraio e febbraio, marzo e marzo. Lo sai che aprile certe volte è pure aprile? Sì. Chi te l'ha detto? Tu. Volevo dire una cosa, Dilla. Che la vediamo tutti in televisione, cinema e tutt'altro. Vista da vicino, però io voglio parlare degli occhi, che per vedere gli occhi lei deve essere seduta, se no mi arriva un'altra cosa. Però vabbè, dico, ha gli occhi profondi della bella persona, proprio dentro, anziché oltre l'estetica che ci volessero Giglione. Però dico, no, dico, è vero. Grazie. Tutti mi hanno detto, sapendo... Ah, che meraviglia. È morto. Piano piano. Come la farai la scenetta alla fine? Non mi toccare qua! No, non ti lavare più. Però è vero quello che dice Totino. Molti mi hanno detto, sapendo che oggi io avrei avuto Valeria Maria, mi ha detto, ma secondo te come sarà Valeria? Dimmi com'è. Io vi devo dire una cosa, è straordinaria, brava, simpatica e bellissima. Allora, violentami per Valeria e poi andiamo in pubblicità. Ci siamo? Tutti con le mani adesso. Con le mani, dai, forza, vai. Musica. Ecco. Sono libero sì, piuttosto sì, conversa così, comunque. Sempre maschio, mia cara, io resto. Conoscersi un po', parlarsi un po', è inutile sai, purtroppo io non posso concludere presto. Sono timido e vero, con pudore, ma è inutile che tu dica che tipo di immagine rischio. Sto fermo se vuoi, brutale, no, non ti salirò, ti prego. Ricordati, non sono una donna. Allora chi sei, ma tu cosa vuoi? Allora chi sei, ma tu cosa vuoi? Allora chi sei, ma tu cosa vuoi? Violentami, miau! Oppure lasciami perdere, vattene subito, ciao! Violentami, pillimi, sfucchimi, sazzimi, bau! Oppure lasciami perdere, vattene, aiutati, ciao! Ingenuo no, seppure non va, ti parica.
io scherzo, io cuco fuoco. Impreca se vuoi, pesante vai, stupiscimi dai, comincia. Fai presto, spicci, dai, vaghiti. Con un perizoma meglio nero, nudo mai bollente, infedele, vorace. Sto fermo se vuoi, brutale no, non ti assalirò, ti prego. Ricordati, non sono una donna. Allora chi sei, ma tu cosa vuoi? Non so! Cosa vuoi? Non so! Allora chi sei, ma tu cosa vuoi? Violentami, 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 miau. Oppure lasciami perdere, vattene subito, ciao. Scicchimi, sazzimi, scucchimi, muncimi, bow. Oppure lasciami perdere, vattene, aiutati, ciao. Violentami, violentami, miau. Oppure lasciami perdere, vattene subito, ciao. Scicchimi, sazzimi, scucchimi, muncimi, bow. Oppure lasciami perdere, vattene, aiutati, ciao. Apoteosi Caneva, Carlo Caneva. Bravo. Venga, venga, salutiamo insieme Valeria. Ma perché te ne vai? Ma dove vai? Miau. Miau. Ma mi vedrete dopo. Allora vi lascio davvero un compito importante. Tra le tante cose che comprerete in questi giorni per i vostri regali, cercate di inserire anche questo CD. 6 canzoni, 2 di Anna Tatangelo, 2 di Gigi D'Alessio, 2 di Valeria Marini. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per 3 associazioni diverse. Facciamo un'opera importante in questo Natale. E io vi ormai auguro imminente. veramente un Natale bellissimo e sereno. Grazie, vi voglio bene. Valeria Marini. Baci, grazie tanto, Ciao, dammi un Gioia. bacio, sei bravissimo. Grazie. Ah, mi sento come Ciao. quello che scala la montagna. Valeria Marini. Ciao, ciao. Allora, vabbè, Ciao, insomma, caro, quando ciao. c'è Valeria è Ciao, così. ciao, miau. Miau, a posto. Ciao, Vabbè. bellissima. Non sapeva cosa fare per baciare. Tanti, Sì. tanti auguri ancora. Valeria Marini, grazie a Salvatore Tolomeo, che devo dire ci vizia, grazie Salvatore. Cosa hai detto Totino? Non sapeva? Totino? Non sapeva cosa fare Valeria per baciare. Sì, lo so. Allora andatevi a sistemare, a preparare, torneranno dopo la Sì. pubblicità il Ascolta, scusa. commissario Macri, l'agente Piricò. Che c'è? Se n'è andata Valeria Sì. e sei sotto Valeriana. Sì. Lasciamo perdere, guardate, lasciamo perdere. Che c'è? Ci Una piace, lettera? No, Che c'è? ci sono delle cose, sai che ora non si fanno più le letterine a Babbo Natale. No, non si fanno più perché? Perché poi si fanno le email. Ah, anche a Babbo Natale si fanno Sì, le noi email. siamo riusciti perché abbiamo un programma che Allora, cattura leggine proprio qualcuna perché... qualcuna che c'è l'email a Babbo Natale Sì. e Babbo Natale risponde Risponde, Babbo immediatamente. Natale, sì. Questa è una: caro Babbo Natale, Sì. mi chiamo Federico, Sì, ti chiedo di fare guarire mia nonna che sta molto male. questa è tenera proprio. Mia nonna è la mamma di mia mamma e che ci voglio tanto Sì. bene. Babbo Natale ha risposto: caro Federico, mettiti d'accordo con tuo padre che mi chiede l'esatto contrario. Certo, bisogna andare d'accordo in famiglia. Leggine un'altra e poi vado con un servizio che arriva da Caro Napoli. Babbo Natale, mi chiamo Pierfrancesco, Luigi, Carmelo, Giovanni, Mario. Sì. Fa che tutti gli uomini siano più buoni, specialmente quelli che vengono a trovare mia mamma che è tanto bella, e che tutti ci lasciano tanti soldi. Alla mamma. Risposta di Babbo Natale:
Caro Pierfrancesco, Luigi, Carmelo, Giovanni, Mario, mi dai l'indirizzo di casa tua? Babbo Natale è vizioso, va bene, lascia stare. Andiamo nel commissariato più pazzo del mondo, dove ci sono il commissario Macri e l'agente Piricò, Toti e Totino. Scusi, è caduta la linea. Pronto? Pronto? Pronto, commissariato dica. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto? Ufficio approvvigionamenti qua, dica. No, qui è commissariato, non è ufficio. No, è qui l'ufficio approvvigionamenti. Mi dica. Sì, commissario Macri, per favore. Il commissario Macri si è dovuto allontanare un attimo, che però non è che si allontana, che è andato con sua moglie, che non lo posso dire, lui è andato per servizio, però è con la moglie. Ho capito, mi può fare richiamare, per favore? Sì, che mi lascia il numero, per favore. Certo, senz'altro, allora, prenda nota. 06. Senta, scusi, lei non lo capisce. Prenda nota. Lei pare che parla col codice fiscale. Prenda nota. Allora, 06 62 62 612 830. Senta, lei ha un pizzo che corre, più adagio. E non è che io ho una macchina da scrivere alla mano. 06 62 612 8 e 30 13 e 30 16 e 30 20 e 30 intero 250, va bene? Senta, scusi, ma... Sì, di Domenico, grazie di Domenico, grazie di Domenico. Senta, scusi, ma questo numero... Pronto? Ma questo... Abbiamo un rapporto col telefono che è una cosa impressionante. Però siamo a Natale. Grazie. E a Natale possiamo permetterci tutto. Anche il fatto di telefonare. Perché cosa ci fa una telefonata? Cosa c'è di male a fare una telefonata? Niente. Non c'è assolutamente niente di male. Non è arrabbiato. Ma lei il telefono non lo deve usare! Lei il telefono non lo deve usare perché questo telefono è il telefono del mio ufficio. E meno male che era Natale. Che stava facendo al telefono? Hanno telefonato per lei. Ora lei non ci crede, ci pare che era mia moglie. Ha telefonato... No, era mia sorella, era mia sorella. Non era sua sorella, perché questa aveva la voce normale. Sto dicendo era per modo di dire. Chi era? Allora, ha chiamato l'ufficio provvigione e mi ha detto che deve telefonare... Ufficio? Provvigione. Ma perché noi siamo rappresentanti? Così mi ha detto. Noi siamo rappresentanti dello Stato, che c'entra le provvigioni? E lui mi ha detto sono l'ufficio provvigione della questura. E ci dà il numero al commissario e deve telefonare solo di domenica. Mi dico, noi di domenica siamo chiusi. Che vabbè, telefono di domenica? Così, poi c'è il numero di telefono, lo chiama ora e quello capace che non ci risponde perché non c'è. Chi ha telefonato? Non lo so, non me l'ha detto. Dice questo è il numero del telefono di domenica, ufficio provvigione. 06 62 612 830 1330 1630 2030 250. Ma telefonato in Alaska! Io gliel'ho detto 3 volte. Scusi, ma questo numero non è lungo. Ma lui è la prima volta che l'ho detto che io. Ha detto questo numero? Ha detto questo numero. 06. Ci penso io. Non ho bisogno di lei. Ma presente il Trentino Alto Adige? Lei se ne va in Sardegna. Ma non mi conviene da Civitavecchia. No, lei ci va dove dico io. Arrivo prima. Silenzio! Io non lo sopporto, quando fa così non lo sopporto. Ti dico, sto parlando, sto aspettando una telefonata. Non si metta a borbottare. Non lo sopporto questo borbottio. Ha capito? Oh! Borbottana di sua sorella, quando gli prende così, fa sempre così. Mi ha fatto sbagliare nulla. Informazione gratuita, il numero da lei chiamato è inesistente.
Non può essere. Ha visto? Non può essere. Ha perché- visto? No, io ho scritto sotto dettatura e quello mi ha detto giuri di dire la verità, tutta la verità, ci se lo giuro. E qua c'era il numero. E lei Lo rifaccio. lo fa male lei. Lo rifaccio. Lo rifaccio. Lo rifaccio. Ma lei se ne va a finire in Sardegna. Vabbè, lei. vabbè, c'è scritto 06. Lo so! So leggere. Mi fa ammacidire il cervello. Ammacidire italiano. Sì. Informazione gratuita. Forse non ci siamo capiti, ma come prima il numero da richiamato è inesistente. Ma questa è screanzata, questa signorina. Ma che vuol dire che non ci siamo capiti? Perché lei forse Lei è rovinato. Lei- Lei il Natale se lo passa dentro il panettone, ma io la taglio a fetta a lei. La faccio diventare Pandoro, la faccio diventare. La faccio diventare buccellato. Informazione gratuita. Il numero da richiamato è inesistente. Quindi supponiamo che lei o mi vuole inquietare o non ha di meglio da fare. Ma io che posso combattere con lei? Io stirare e lavare e pigliare i piccini da scuola proprio che arriva mio marito e c'è a cucinare. Ma com'è cretino, Lei è maleducata, lei! Lei fa schifo! Come si... Ma lo conosceva questo? Lei è rovinato, lei. Che numero di telefono è? Quello che mi ha Sia dato zitto, questo- sia zitto. 06. 06 è il prefisso di Roma. 06. 62, 62, 612 sarà il numero, perché sono 7 cifre. 06, 62, 6. 830, 1330. Questi sono sempre numeri, sono. Lo so, certo, che sono lettere, sono 830, 1330, 1630, 2030. Sono numeri questi che lei doveva fare. Nico, lo so che sono numeri, io non sono cretino come lei. No, io non sono cretino come lei. Sai, stando insieme certe volte. 830, Certo. 830. Lei dalle alle l'ha sentito? Lei dalle alle l'ha sentito? Io ce l'ho detto, scusi, ma mi ha detto dalle alle? Dici no. Allora, Dalle 8:30 alle 13:30, dalle 16:30 alle 20:30. E lei come lo scrive dalle chi numero? Come lo scrivi? Ci mette 66 dalle 13, chi ci dici dalle? Dalle! Vi dico, lei ha presente l'Emilia Romagna? Vado in Valdoscia e me ne va in Sardegna. Lei se ne va in Sardegna. Ho capito. Dalle 8:30 alle 13:30, dalle 16:30 alle 20:30. Quindi 250. E che cos'è? È Cos'è? l'interno del numero. E chi è che risponde? L'ufficio provvigione della questura. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Ufficio approvvigionamenti. Sono il commissario Macri, con chi parlo? Appunto, buonasera commissario Macri, buongiorno. Chi parla? Sì, sono io, sono Di Domenico. Chi è? Di Domenico. E volevo sapere... Scusi un attimo. Di Domenico, non la domenica. Di Domenico, non è la domenica. Lei se ne va Io non la sento la voce, ma scusa. Pronto? Pronto? Pronto, sì, io Di Domenico sempre. Signor Di Domenico, mi dica tutto. Sì, volevo sapere, i 150 panettoni ordinati a quest'ora sono arrivati? 150 panettoni. I 150... Certo! I 150 panettoni stanno arrivando, sì, stanno arrivando. Sì, ho provveduto già io a fare tutte cose. Tutto a posto, va bene? Sì, allora tutto a posso posto. comunicare a quest'ora, va bene? Può dire a quest'ora che è tutto a posto, Tutto a grazie. posto. Grazie, commissario, arrivederci, grazie. Ci grazie. penso. Grazie. Lei si deve ammazzare, lei si deve ammazzare. Come faccio? Aspetta. Come faccio? Quello non era di Dome, quello dalle alle era. Vi dico, sono nei guai. Si segga. Sono nei guai. Ho dimenticato che dovevo ordinare 150 panettoni per il Natale. Non ce n'è problemi. Il questore mi ha chiesto 150. non ce n'è. Dove li trovo ora io 150 panettoni? Dove si devono 10 portare? minuti. Dove si devono portare? Nelle questure C'è questo. e nei commissariati, tra cui anche il nostro. Ho capito. Come faccio io? Cioè, no, io lo posso aiutare. Sono 3 uffici, come Io faccio? lo posso aiutare. Ma come mi aiuta lei? Che lei è un pazzo! No, c'è il mio cognato che fa panettoni. Che fa suo cognato? 4 anni che fa panettoni. E perché non me l'ha detto prima? Perché lei ma no, non mi ha fatto parlare. E
perché non facciamo subito questo ordinativo? Mi faccia una cortesia allora, mi ordini i panettoni. 150. 50 all'ufficio della questura, 50 al commissario di libertà e 50 qui. Si sbrighi che vado in bagno e ritorno. Mi si sbrighi. Chiudo la porta quando vai in bagno. Io quando vado in bagno chiudo sempre la porta, va bene? L'ultima volta scattò l'allarme sul ricordo. Si faccia la telefonata, si faccia la telefonata. Fa un feto. Quando vai in gabinetto pure la tavoloccia si chiude tanto. Gaspare, io sono tuo cognato. Chi tuo cognato? Hai una sorella che è sposata con me. Chi mi dici tuo cognato? Io. Quei panettoni ce l'ha ancora? Sì. Me ne servono 150 perché il commissario si è dimenticato l'ordinazione e va bene. Ce li puoi portare, li devi portare a tre commissari, dal nostro, a quello di Libertà e a quello di Piazza Indipendenza. Ti metti il lavapino e li porti. Quanto ti devo dare? 7 euro, ma che sei pazzo, sì? No, 5 euro vanno bene. 5 euro. Va bene? Ci conto. Vai, già sono consegnati. Ciao Gasparino, salutami a tua madre, ma tanto prima o poi a muore. Ciao, ti voglio bene, ciao. Fatto, commissario. Tutto fatto? Fatto. Siamo riusciti a fare tutto? Sì, ora già in consegna. Ah, perfetto. Mio cognato è 4 anni che fa panettone che sono... A quanto ti stiamo pagando? Guardi, mio cognato mi ha detto meno di 18 euro a panettone non posso fare niente. Quanto? 18 euro. No, non ce li pago. Ma io ci ho detto, guardi, il commissario è un'emergenza di urgenza che si aveva dimenticato. Sì. Ce l'ha perché sei tu 15 euro, ma almeno di tanto... Vabbè, allora facciamo una cosa, leggiamo subito il verbale. Così intanto che arrivano i panettoni. Allora, dov'è il verbale? Prende il verbale, prenda. Si calma però. Si sbrighi. Si sbrighi. Allora, dunque, noi abbiamo fatto Lei me l'ha dettato e io l'ho scritto. Abbiamo fatto questo verbale che diceva che c'era stato questo incidente. Tra lunedì mattina e lunedì sera e domenica pomeriggio. Sì, che domenica pomeriggio, dove sera, che sta dicendo? E così mi ha fatto che eravamo in pattuglia con il qui presente agente pericoloso che era io. Quando lei notava una BMW che scappava, allora con la nostra Fiat Panda l'abbiamo inseguita, però la BMW sennino, proprio niente. Mi pare chiaro che se n'è andata. Preso dalla rabbia abbiamo fermato un'altra BMW parcheggiata in un lato buio della strada che secondo lei era sospetta. Il fermato assumeva una situazione non consona al momento in cui eravamo, in quanto erano le 3 di notte ed era d'inverno, perciò chi ci surava? A quel punto lei ha interrogato il sospetto e gli chiese: lei lo sa che è in divieto di sosta? Sì. E lui ci ha risposto a lei: sì. Mentre io scrivevo la deposizione, il sospetto, il commissario faceva la seconda domanda e ci disse: sa che lei rischia una multa di 40 a 25 euro? Sì. E lui: sì, così faceva. Ma spezzante del pericolo, lei ci ha portato la terza domanda e ci disse: la sa che lo potrei sbattere in galera? E lui: sì, sbatti, ancora più forte. A quel punto mi sono accorto che il sospetto non era solo nell'abitacolo della vettura, ma c'era una donna discinta su cinta e magari diventò pure incinta. Fu a quel punto che abbiamo arrestato il sudato per il conseguente interrogatorio. Ma questo verbale gliel'ho dettato io. Lei per telefono me l'ha detto. Ma siamo usciti pazzi. No, lei me l'ha detto, io l'ho scritto per com'era. Per cortesia, che io faccio... Ve lo dico, vieni qua. I panettoni come sembra che ho io, perché lei ha sempre un sacco di cose da fare. Ce l'abbiamo fatta. Grazie. Vado, Se ne vado a lavorare. Buon appetito, buon Natale. Ce l'abbiamo fatta. Visto? Salvi. Natale e salve, i panettoni sono arrivati. Sì, capito? Sì. Mangiamoci il panettone. No, grazie. Mangiamoci il panettone. No, se lo mangerei. No, c'è la frutta condita e a me non mi piace. No, buonissimo. No, se lo mangi. Mamma mia. No. No, se lo mangia. Ma buoni? Ma sì, a voglia. Ma tuo cognato è bravissimo. Lo so che è bravo. Non sapeva quello che aveva. Dunque, facciamo una cosa. Sì. Adesso questo verbale me lo ribatte di nuovo. Va bene. Come fai? Che c'è, commissario? Che ha, commissario? E chi ci vede? Manco...
Commissario. Che è sudato, commissario? Ai. Un altro poco di panettone se lo mangia. Faccio. Battiamo questo verbale, via. Questo verbale. Mia, ma è proprio pesante, questa cosa, pesante, pesante. Commissario, c'ha la nappiera aperta. Commissario, commissario, che ci stasse lì dentro? Non si facesse impressionare. Dico. Ma perché mi sento così male? Non lo so. Mi viene... Sì. Mi sento... Pronto? Sì. Il questore, vuole parlare con lei. Sì. Io lo passo. No, Sennio, questore. Sennio, è scappato, per ora c'ha dei problemi. Ah, eccolo qua, io lo passo. Signor commissario... Pronto? Pronto? Scappo questo. Pronto? Boh. Ah, signor questore, io lo passo qua. E questo... Stai capendo? Signor questore, appena ci ho detto ce lo passo, lui è scappato. Il tempo che viene perché è andato un attimo... Sì. Qua io lo passo, signor questore. Pronto? Sinnio, qua, glielo passo. Qua. Pronto? Signor questore? Sì, no. State tutti male in questura? Avete tutti mal di pancia? No, da noi... Sì, io da un po' di tempo ho un po' di scariche. Ma... Sì, ma... E si sente di qua, questore. E c'è una coda in bagno, tutti... È un feto? No, veramente tutti no, perché l'unico che non è andato in bagno è Piricò. Non ci devo andare io. Sì, signor questore, certo, perché i panettoni li ho ordinati io. Domani vengo in questura a po' di recessi, certo, mi pare giusto. Ha ragione, grazie, ossequio la signora. Piricò, ma lei com'è che non è andato in bagno? Non mi veniva, ci ho provato, ma niente. Ma lei com'è che non ha avuto scariche? Non lo so, perché c'era Perché lei non ha mangiato i panettoni. Può essere. Vero, Allora, se levi un attimo questo cappello. Beh, il panettone... Questo panettone chi gliel'ha dato? Mio cognato. E questo panettone quando li ha fatti suo cognato? Gliel'ho detto, mio cognato è 4 anni che fa panettoni, mi fece una cosa sola 4 anni fa. E sono rimasto. E ci stiamo mangiando i panettoni di 4 anni fa. E li dovevo buttare. E lei mi ha fatto comprare i panettoni di 4 anni fa. Lei aveva prima una... Ah, quindi... ma perché poi, che voleva il panettone d'oro con 5 euro che ha speso? Come 5 euro? Lei mi ha detto 15 euro. Vabbè, ma 10 è il trasporto. Si levi il cappello. Si levi il cappello. Non si levi il posso più, non posso. Mi dia la pistola. Mi dia la pistola. Mi dia la pistola. Piricò, lei mi deve credere. Sì. Io questa volta. Commissario, che fa? Mi sparo io! Gli incontri dove la gente viaggia e va a telefonare col dopobarba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera. A volte un uomo è da solo perché in testa strani tarli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo,
scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è stesso darmi a cuore oppure far l'amore. Ci sono uomini soli per la sete d'avventura, per chi ha studiato da prete o per 20 anni